C'è un altro tema forte, importante, è la libertà di informazione, di manifestare, diritto al dissenso, autonomia della magistratura sono sotto l'attacco di un crescente autoritarismo. C'è una slide. Allora lei segretaria, commentare, far capire questo punto del vostro intervento, insomma, al 25 maggio a Napoli. Se vogliamo dire, questo è un punto che racchiude tutti gli altri, perché nella libertà di manifestare, nella libertà del dissenso c'è, come posso dire, il cuore anche, se vogliamo, di questa manifestazione. Quello che stiamo vedendo in questi mesi, in questi anni, è sempre una maggiore compressione anche della libertà di manifestare. Io ho una figlia di 16 anni, sono rimasta scioccata nel vedere ragazzini delle superiori durante una manifestazione o durante manifestazioni picchiati dalla polizia e ricoverati in pediatria perché sono ragazzini giovani. Forse c'è un altro modo per, come posso dire, per capire il dissenso. Il dissenso va capito, non va distrutto, non va picchiato, il dissenso va ascoltato e va capito, perché le ragioni di chi dissente sono ragioni valide che potrebbero anche aiutare chi ci governa, e c'è invece questa tendenza al censurare qualsiasi pensiero sia diverso. Vediamo che cosa sta succedendo anche nella nostra rete nazionale televisiva, cioè voci che se ne sono andate facendo perdere anche economicamente delle risorse al servizio pubblico, ma sembra che sia più importante sentire una voce unica, e questo è assolutamente pericoloso e di questo siamo assolutamente preoccupati, così come siamo preoccupati dell'attacco alla magistratura. La magistratura, lo diceva prima Massimo, è uno dei 3 poteri che rappresentano, in cui è diviso il potere di uno Stato democratico e moderno, ed è, se vogliamo, uno dei poteri più importanti, perché è il potere che vigila sugli altri 2. L'attacco costante alla magistratura di questi ultimi 30 anni, non è una cosa recente, è assolutamente pericoloso per la tenuta democratica di questo Paese. In questo senso libertà e democrazia si tengono assieme, ed è una delle grandi preoccupazioni che il movimento sindacale, che la CGIL ha, perché su queste 2 cose, su libertà e democrazia, nasce il movimento sindacale, e su libertà e democrazia il movimento sindacale può esprimersi e fare il suo lavoro. C'è poi appunto il discorso della libertà di informazione. In che senso? Perché ormai tantissime sono le fonti di informazione, certo che comunque destra, sinistra, centro, da nessuna parte c'è in Italia una libertà estrema, questo ormai lo si dice da tantissimo tempo, a prescindere dai governi. Capiamoci sul cosa vuol dire libertà di informazione e su cosa significa. Ci sono molte fonti di informazione, è vero, ce ne sono moltissime, io mi posso informare dovunque, però quella rischia di non essere informazione. C'è il grandissimo problema delle fake news, che poi abbiamo visto, insomma, in questi ultimi anni esplodere. Quindi quando si parla di informazione non si parla di quello che trovo su internet o di cose non assolutamente verificabili. Quando si parla di libertà di informazione si parla anche del tempo che viene dato all'interno degli organi di informazione, all'interno degli spazi di informazione, a quelle che sono anche opinioni, lo dicevo prima, che dissentono da quella che è l'opinione dominante. Questo quindi intendete dirlo. Perfetto. Allora, questi sono punti salienti. Un altro aspetto che non esula dal fatto che voi siete del sindacato dei pensionati è quello del lavoro. Chi di voi 2 vuole il lavoro dignitoso, quindi situazione sociale ed economica è sempre più grave, il lavoro è sempre più precario, soprattutto per giovani e donne. Sì, questo tra l'altro, questo argomento ci sta impegnando anche in questi giorni nella raccolta firme per i 4 referendum sul lavoro, perché ricordate, state facendo questa raccolta firme per poter organizzare un referendum. Stiamo raccogliendo le firme per poter organizzare un referendum proprio sui diritti del lavoro e proprio sui diritti del lavoro delle fasce più deboli. Questo è
anche qui è il punto centrale di democrazia e libertà, avere un lavoro dignitoso che ti permetta di condurre una vita dignitosa. Un paese che contestualmente negli stessi giorni dice il PIL è cresciuto, poi escono i dati dell'Istat in cui è cresciuta la povertà assoluta, è un paese che ha un enorme problema. E ricordiamoci che io posso essere povero lavorando. Cioè, gran parte di queste persone che sono in povertà assoluta hanno un lavoro, ma un lavoro che assolutamente non consente nessuna stabilità e con retribuzioni così basse che non assicura nemmeno nessuna sicurezza economica. Lavoratori precari, lavoratori poveri sono poi lavoratori che sono più a rischio di infortuni e di morti sul lavoro, perché non ho la possibilità di potermi, come posso dire, difendere di fronte a chi mi chiede di fare delle cose che non sono lecite, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in questi mesi, ma ormai lo vediamo in questi anni. Il numero di morti sul lavoro è assolutamente atroce e terribile. Noi ci preoccupiamo solo quando sono più di 4 o 5 in una volta, ma è uno stillicidio giornaliero. La battaglia per un lavoro dignitoso poi è la battaglia per pensioni dignitose, e in questo riguarda anche il sindacato pensionati, perché se io non riesco a costruire la mia vita lavorativa di precario, e guardate che quando parliamo di precario non parliamo di giovani, parliamo di cinquantenni, parliamo di quarantenni, non sono solo i ragazzini che iniziano a lavorare. Quando io non riesco a costruirmi una posizione pensionistica degna di questo nome, la mia vita futura sarà assolutamente pesante, oltre a non pagare i contributi per chi adesso è in pensione. La situazione delle donne è ancora peggiore, perché già le donne che sono in pensione adesso hanno circa la metà della pensione di un maschio a parità di età, perché esistono buchi contributivi e perché, ricordiamocelo, allora come oggi il lavoro delle donne è pagato circa il 30% in meno a parità, uguaglianza di lavoro. Quindi la battaglia della CGIL, ma anche dello SPI su questo tema, è una battaglia centrale. Perfetto. Ultimo punto, abbiamo veramente un minuto. La giustizia sociale, emergenza, salari, pensioni, diseguaglianza, povertà crescono, welfare sempre più definanziato. Prego segretario, così sì, chiude. E poi questo cosa che stava dicendo Chiara, insomma, cioè noi diciamo sempre l'articolo 1 della nostra Costituzione è l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Si dice fondata sul lavoro perché tutta la nostra società è retta dal lavoro, cioè la retribuzione che io percepisco. Un attimo, chiedo di mettere le sedi della CGIL così i nostri telespettatori prendono già nota. Grazie mille. E diciamo il salario netto è quello che mi serve tutti i giorni per il pane, ma il salario lordo, cioè comprensivo di tasse e contributi, quello lì è stato sociale. Con evasione fiscale attorno ai 100 miliardi all'anno è evidente che c'è un attacco a quella parte di welfare che fanno parte della nostra società, cioè scuola, sanità, servizi sociali, pensioni, protezioni sociali, sono elementi che fanno parte della nostra quotidianità e che sono rette dal fatto che c'è un lavoro stabile, sicuro e ben retribuito. Questa è l'essenza della nostra Costituzione, quando si dice una Repubblica fondata sul lavoro, perché tutta la società ruota attorno alle attività produttive, alle retribuzioni che sono quelle che consentono di avere una società più equa. La ragione della manifestazione nostra del 25 è per dire alle persone che di fronte al clima, alle guerre, i cambiamenti climatici eccetera, è possibile un'alternativa. Noi offriamo un'alternativa alle persone. Grazie segretario Massimo Cestaro, grazie a Chiara Bonato di essere stati qui con noi. Siamo giunti al termine. Avete visto, se volete avere informazioni sulle modalità di partecipazione eccetera, ci sono le varie sedi territoriali, poi c'è la sede regionale naturalmente a Mestre dove potete telefonare per informarvi, e quindi è ancora aperta la partecipazione, immagino, giusto? Sì, partecipazione certo. È ancora aperta, state comunque organizzandovi e tutto, sia per cittadini
cittadini lavoratori che anche naturalmente per i pensionati. Grazie a voi, grazie di aver partecipato, a voi di averci seguito. Buon proseguimento.